Salve a tutti, buongiorno, buongiorno, scusate un attimino, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, benvenuti. È tantissimo che non ci vediamo, è tantissimo che non faccio una live e quindi vediamo come va quest'altra live, vediamo i prossimi giorni. Ho da fare tante cose, tra cui anche portare avanti questo canale, perché no? Quindi niente, vediamo, sto un attimo sistemando, ecco, vediamo se mi rifunziona la chat, dovrebbe essere questa, vediamo se mi scrive, sì, sembra che mi scrive, vediamo se riesco a mettere i commenti, ad esempio anche su, ok, anche sul televisore, ok, in teoria ci dovrebbero essere i commenti anche sul televisore, sì, quindi mi compaiono anche lì, ogni tanto butto un occhio sia qui che lì e vediamo, ok? Allora, salve a tutti, vediamo di togliere anche questo, aspettate, purtroppo quando si avvia una live il countdown iniziale dovrei metterlo un po' più lungo perché non basta mai. E quindi vediamo un attimino, visualizza, ok. Allora, e qua ci siamo. Allora, dovrebbe essere tutto a posto, dovrebbe funzionare tutto bene. Ho streaming a 3 MB al secondo, a Full HD, 60 frame, sembra che regge. Allora, salve a tutti. Iniziamo come al mio solito, sono le ore 12 e 34 minuti di questo mercoledì 8 luglio 2026. Anche giugno è finito, ce lo siamo lasciato alle spalle, luglio è già diciamo inoltrato, e io dovrò fare anche, sperando che mi riescano ad arrivare, dei pacchi che ho acquistato, e speriamo di fare un unboxing prima della settimana prossima perché devono ancora arrivare diversi pacchetti, sono in attesa del corriere e vediamo se faremo anche degli unboxing. Per intanto, cioè, non so se si può dire, siamo nel mentre aspettiamo di fare questo unboxing. Oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di una rivista che mi è arrivata parecchio tempo fa. Ok? Allora, come sapete, io sono affezionato ed anche felice possessore di tante retro console e di tanti retro computing. Voi sapete che seguo, diciamo, il mondo dell'elettronica diciamo, da quando ero molto piccolo, e soprattutto quello del retro gaming e retro computing. Ok? Quindi che cosa dobbiamo fare oggi? Oggi andiamo a fare lo sfogliamo insieme di una rivista. La rivista è qui dentro a questo pacchetto con cui mi è arrivata. Ok? Questo è il pacchetto dell'Irons di Vigevano. Come vedete è ancora chiuso, sigillato, eh? Io non l'ho aperto, vedete? È proprio chiuso, sigillato. Come sapete io diciamo, le riviste, per quanto possibile, cerco di sfogliarle in live insieme a voi per vederne il contenuto e poi con calma me le leggo, me le sfoglio e do un'occhiata ai vari articoli che contengono in modo più approfondito. Però diciamo mi fa piacere insieme a voi andare a vedere quelli che sono i contenuti della rivista. Quindi senza perdere ulteriore tempo, che magari possiamo poi dedicare del tempo alla fine della live a parlare di tanti argomenti che sono anche di attualità. Per esempio ho visto che si parla parecchio diciamo, della neonata, chiamiamola neonata Commodore, più di un anno che è nata, già ci ha dato anche Commodore 64 Ultimate, e pare che abbia messo in commercio un telefonino. Vedremo, poi ne parleremo comunque. Andiamo a vedere, ed ecco la copertina che vedete anche lì al lato, eccola qui. Allora, quella è la copertina digitale e questa è la copertina reale, vedete?
eccole qui, una a fianco all'altra, una è digitale, una è reale. Oh, la mia telecamera riesce a rendere anche molto bene i colori, eh? A me sembra che riesce a rendere molto bene anche i colori, vedete? Numero 20105 2026, speciale Vigevano. A Vigevano si è tenuto il Retro Futura. Il Retro Futura. Qui si parla di Impossible Mission 3. Vediamo se la telecamera, oltre a rendere bene i colori, mi riesce a mettere un po' a fuoco. Eccolo. Il classico dei classici torna sul C64, Impossible Mission 3. Allora, aspettate un attimo che volevo fare un attimo una cosa, eh. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, andiamo a fare così e andiamo a fare... Scusate, intanto vi voglio invitare a entrare nel mio gruppo Telegram che è Amiga Ita, quindi t.me/Amiga Ita, proprio semplicissimo. Questo Amiga Ita nacque appunto come porting su Telegram del vecchio gruppo IRC, che nacque poi negli anni 90, che diciamo io frequentavo negli anni 90 anche grazie alla BBS. Era diciamo una chat internazionale IRC, agli albori di internet, prima dei vari C6 e di tutte le altre chat che ci inventammo poi qui in Italia, che i vari provider, ognuno aveva la sua, però quando in Italia proprio internet era proprio agli albori e ce l'aveva pochissima gente, c'era anche IRC. IRC fu il successore dei vari network a cui si poteva accedere solo tramite le BBS che facevano parte del circuito, quindi diciamo che Amiga Ita su Telegram è proprio il porting del canale Amiga Ita su IRC. All'epoca internet era molto usato nelle università e quindi molta gente andava all'università e si collegava appunto a IRC e ai vari canali. C'era pure Manga Ita, per dirne una, dedicato a manga ed anime, però io ne frequentavo diversi di canali. Questo però era uno a cui sono ed ero molto affezionato, che si chiamava e si chiama adesso Amiga Ita su Telegram, ok? E questa quindi è la copertina. Questa è la quarta di copertina. Come sapete io tengo molto alle quarte di copertina, mi metto un po' più qua, così potete vedere meglio, diciamo, le pagine di questa rivista. Allora, questa rivista, la qualità ovviamente oramai siamo arrivati al 20° numero, diciamo che la copertina è di cartone, è quasi di cartone, la stampa è su carta molto di qualità molto molto elevata. E adesso andiamo a sfogliare l'interno della rivista. Allora, iniziamo dalla pubblicità qui di Vigevano Retro Futura e poi c'è il sommario e l'editoriale, ok? Saluto a proposito Paolo Besser, che ovviamente firma anche l'editoriale, a cui poi io scrivo sempre quando non riesco a ricevere dopo tanti giorni la rivista. Siccome le poste italiane non lo so perché io sono così lente, cioè non c'è una giustificazione, però loro lo spediscono, questa rivista, avete visto come piego libri, la spediscono, a me mi arriva dopo 3 settimane, cioè ma me la portano a piedi che ci vogliono 3 settimane. Io ovviamente senza occhiali non vedo nulla, ma gli occhiali per ora in live ancora non li voglio mettere, magari in futuro metterò gli occhiali, quindi riesco a leggere soltanto le scritte grandi. Come vedete dal 16 al 19 aprile 2026 si è tenuto questo raduno, chiamiamolo così, che si chiama Vigevano Retro Futura, ok? Vi ricordo a settembre il Passione Amiga Day e sempre a settembre, a fine settembre, dovrebbe tornare anche Pianeta Amiga ad Empoli, quindi sede storica di un raduno storico di appassionati di Commodore e in particolare Amiga,
a Empoli, e quindi diciamo c'è un nuovissimo pala esposizioni. Andate su pianetamica.it per vedere tutte le informazioni per quanto riguarda il pianeta, mentre ci sarà sempre l'Amiga Day, questa volta sempre a Spoleto, quindi non ad Empoli ma a Spoleto per il Passione Amiga Day. Come vedete, Amiga e diciamo il mondo 8 bit è ancora tanto sentito, tanto vivo anche nei giorni nostri. Vero anche che ci sono tante community, tanti gruppi Facebook, tantissimi canali YouTube dedicati a retro gaming e retro computing, e c'è tantissima gente che si dedica ancora oggi nel 2026, luglio 2026, all'hardware ed al software per queste macchine, hardware e software proprio per 8 bit, 16 bit, quindi diciamo che è diciamo sempre di nicchia, un qualcosa di nicchia, però già che c'è qualcuno che detiene i diritti Commodore, che fa uscire dell'hardware Commodore, c'è sempre, come vediamo da queste riviste, da Passione Amiga, da tante altre riviste di settore commodoriani, ne escono tantissime gratuite su internet e magari a pagamento, come può essere questo o Passione Amiga, però continuano ad uscire tante riviste dedicate a questi home computer che hanno fatto la storia, la nostra storia. Allora, io direi di andare avanti e qui si parte alla grande passato, presente e futuro della tecnologia speciale Vigevano Retro Futura. Ok? Quindi questa è diciamo tutto un reportage della manifestazione che si è tenuta a Vigevano. Quindi Vigevano Retro Futura 2026. C'era anche ovviamente Retro Edicola. Io saluto tutti quelli che fanno parte di Retro Edicola Videoludica, che è un sito internet dove ci troverete la scansione di tante riviste che hanno fatto la storia negli anni 80 e 90. Attenzione, quindi Retro Edicola Videoludica, googlate Retro Edicola Videoludica e vi porterà sul sito di questi amici. Ok? Vediamo di qua se c'è qualcun altro da nominare. Arcade Italia, per esempio, ecco, vedete un altro sito, anche un altro canale da andare a cercare è quello di Arcade Italia. Ok? Sempre a Vigevano Retro Futura 2026. E poi questi sono dei libri assolutamente da avere, vedete? E questi li trovate mi pare anche su Amazon, questi qui. Mo vedo, se li trovo vi metto il link in descrizione appena finita la live. Allora, per quanto riguarda il Game News, subito si parte alla grande con una medaglia d'oro di Zap data al gioco Impossible Mission 3. Ovviamente Gaming News gli hanno dedicato una paginetta proprio perché c'è la presenza imponente di questo videogioco. Si aspettava un seguito di Impossible Mission 2, che mi pare che io tra l'altro ce l'ho anche qui sotto, ho un portadischetti pienissimo di dischetti. Voglio fare una live perché devo andare dai miei a prendere. Allora, voi sapete che io la mia retro collezione è sparsa dappertutto, non vi dico dove sto. Mi pare 100 piani sottoterra, quella più accessibile sta a 100 piani sottoterra, quindi pensate un po', bisogna andare con ascensore, ci vogliono 6-7 minuti di ascensore e arrivate. Comunque lì ci sono diversi floppy da 5 pollici e un quarto, i miei floppy del Commodore 64. Vorrei andarli a prendere e fare una live per farveli vedere. Vediamo quello che succede. Allora andiamo avanti. Ovviamente presentazione ha preso un bellissimo 90%, 97% di globale, il sonoro 90%, la presentazione 96%. Vi faccio vedere questi voti.
Tra l'altro la mia telecamera, forse devo accendere un attimo quest'altra luce che illumina, e illuminando, no, ecco, 96%, presentazione 96 come vi ho detto, grafica 93, sonoro 90, appetibilità 98%, longevità 98, quasi il massimo, il globale è 97%, cioè globale 97%, zoom all'indietro, per questo Impossible Mission 3 per Commodore 64, guardate che spettacolo. E questo è tutto, diciamo, tutta la recensione del gioco, tutto quanto. Loro hanno avuto per le mani la fortuna di avere per le mani un gioco bello come questo. Ok? Andiamo a vedere. Per Commodore 64, download digitale 40, tocca comprarlo in sterline. 40 sterline, cartuccia e download digitale. Ok, quindi non è gratuito ovviamente, e qui trovate sulla rivista, vedete i QR code per andare a effettuare il pagamento, il download digitale, o se volete ordinare la vostra versione su cartuccia. Ok, andiamo avanti. Io senza occhiali leggo pochissimo, quel poco che leggo ve lo dico però. Allora, qui siamo sullo Spectrum ZX Spectrum, è un gioco caldo, ho preso 90% di globale, Sweet Fighting 2 più 2, gratis, digital download, vuole uno Spectrum con 128k, quindi non va bene quello da 64, vuole quello con 128k, quindi era, vabbè, lo Spectrum si chiama Spectrum 128. A me i giochi per lo Spectrum hanno dato sempre un po' da pensare con questa grafica, però diciamo gli è stato dato un voto, diciamo, dalla redazione di Zap, da quelli che hanno recensito questo gioco, un buon 90%, che ne hanno fatto un gioco caldo per ZX Spectrum, quindi diciamo deve essere abbastanza bello. Tra l'altro ha preso 94 sulla grafica proprio, presentazione 93, diciamo deve essere un bel gioco questo. Sweet Fighting più 2. Allora andiamo avanti, e questo si legge Boss, per C64, quindi torniamo sul C64, globale 78%, ammazza, non leggo proprio più niente, 42 euro su cartuccia, no, dollari. Oh, ammazza. Faccio prima a farvelo vedere così, mannaggia, senza occhiali non leggo più niente. Il bello è che alla luce del sole leggo tutto. Guardate, questo è l'edizione, 42 euro, avevo letto bene su cartuccia. Oh, per C64, quindi avevo letto bene 5 euro, 5,99 digital download, però questo è in dollari, 5,99 digital download e 42 euro su cartuccia per il vostro fedele Commodore 64. Ha preso, andiamo a vedere il globale, 78%. Zap aprile 26, vedete, pagina 15. Ok, quindi anche questo deve essere un bel gioco, un bel gioco. Andiamo avanti. Oh, guardate che cavolo è uscito. Qui passiamo su Amiga, ma non su un'Amiga normale, Amiga 1200 4000 CD32, perché è Ghost and Goblins. Mettete, aggiungete pure questo al video, andate a cercare nel mio canale, c'è quante volte ho detto Aga. Questo è Aga. Quindi 1200 4000 CD32
Ghost and Goblins con più colori, ok? Gratuito in digital download, vuole ovviamente 8 MB di fast RAM e ha preso medaglia d'oro di Zap 98. Pure questo è un gioco bellissimo per Amiga, eh? Abbiamo visto la medaglia d'oro per Commodore 64 e questa è medaglia d'oro, vedete? Globale 98%. Vedete? E questo è Ghost and Goblins Aga, da avere assolutamente, lo potete giocare anche negli emulatori, ok? Ghost and Goblins Aga. Andiamo Spectrum, torniamo sullo Spectrum, 128k di nuovo, mazza, $2 digital download. Ha preso 82% questo Ziona Quest 2 parte 1 e parte 2, vedete? Ma comunque l'impaginazione di questa rivista a me, cioè, mi piace tanto come è impaginata, come è fatta, con questi titoli, con i loghi originali poi dei giochi, vedete? La mia videocamera qua non mette a fuoco niente, però lo dovreste vedere dal vivo, ok? Questa io ve la consiglio, questa rivista, se ancora la trovate scrivete, andate su zappmagazine.it e scrivete, perché vale la pena, veramente in collezione bisogna averle queste riviste, veramente belle. Bubble Buddies, medaglia d'oro per Commodore 64, 95%, altra medaglia d'oro per Bubble Buddies, un altro seguito di Bubble Bubble. Oramai Bubble Bubble è ricordato negli anni come un gioco iconico per Commodore 64, Amiga e anche arcade, con versioni poi per tutte le console. È veramente un bellissimo gioco, vedete? E questo è Bubble Buddies per Commodore 64, gratuito in digital download, globale 95%, si è preso la medaglia d'oro di Zap. Andiamo avanti. Perseus Spectrum sempre 128k, sempre gratuito in digital download, 81%. Guardate, ZX Spectrum 128, questo è Perseus, gratuito in digital download. E andiamo avanti. Miracle Boy in Dragonland, medaglia d'oro Atari ST, questa volta passiamo su un'altra console ancora, su Atari ST, 95%, medaglia d'oro di Zap, ok? Siamo su Atari ST, un altro bellissimo gioco, come vedete ancora oggi escono tanti giochi per queste retro console. Miracle Boy in Dragonland, ok? Bellissimo anche questo. Allora, un'altra medaglia d'oro GBC Game Boy Color. Allora, sul Game Boy Color 97%, medaglia d'oro di Zap Infinity. Ed eccolo qui, medaglia d'oro di Zap per Infinity, vedete? Medaglia d'oro di Zap Infinity, e ha preso un totale globale di 97%.
tante medaglie d'oro di Zap. Ok, feature MSX Dev 2.5, feature a mezzo MSX Dev, prima parte. Allora, 3 Weeks in Paradise per MSX ha preso 74%. 3 Weeks in Paradise. 3 Weeks in Paradise. E di qua c'è, diciamo, la fine dell'articolo precedente. Allora, quindi MSX 3 Weeks in Paradise. Oh, gioco caldo MSX 93% Space Bash Contact. Ma vedete che bella che è sta rivista, dai su, cioè, è veramente qualcosa di spettacolare, cioè, per come è concepita la rivista, al di là dell'impaginazione, al di là della scelta delle varie grafiche, ma è proprio, è come è fatta che è veramente bello. Guardate, datemi retta, almeno un numero acquistatelo. Oh, andiamo sempre su MSX, abbiamo 90% per Chrono Runner, gioco caldo, Chrono Runner, gioco caldo, eccolo qui, Chrono Runner. Bellissimo anche questo, MSX, gioco caldo, 90% la votazione globale. Oh, i nuovi racconti di Mago Merlino, vedete? Qui ci sono i racconti di Mago Merlino. Ogni numero ha, diciamo, questa rubrica all'interno, ok? Ogni numero ha questa Spectrum e C64. Allora, cominciamo con le pagine dedicate anche a più giochi ed anche magari a più piattaforme. In questo caso abbiamo una pagina Balotro C64 e un altro Welcome to the Machine per Spectrum. Per C64 ha preso un globale di 75%, per Spectrum ZX Spectrum non è definito 128K, quindi dovrebbe andare bene per tutti quanti. Questo Welcome to the Machine 73%. Ecco i due giochi, da un lato C64, dall'altro ZX Spectrum. Ok, andiamo avanti. Oh, qui abbiamo sempre da una parte il C64 Gravity Duck 83% e dall'altra test per Amstrad Reginald and the She Vampires 76%. Eccolo qua. Quindi da una parte Commodore 64, dall'altra Amstrad. Queste sono le due pagine dedicate a questi due HC Home Computer. Allora andiamo avanti, da una parte il C64, dall'altra Amiga. Per C64 Martian Febe, che ha preso tra l'altro l'80%, dall'altra Rex and the Galactic Pligu 75% per Amiga. Ok? E ancora escono giochi per Commodore 64 e per Amiga. Eccoli qua. C64 e Amiga. Andiamo avanti. Da una parte ZX Spectrum Soy Stomper ha preso 75%, e dall'altra parte per il Super NES, Super Nintendo Entertainment System, Super Funger ha preso 82%, Super Funger
per Super Nintendo Entertainment System, lo SNES, e dall'altra parte c'è lo Spectrum, che non specifica 128K, quindi quest'altro gioco anche va bene su qualsiasi Spectrum. Ok? Andiamo avanti, andiamo avanti. Da una parte Commodore 64 Superstar Chefs, dall'altra Spectrum, e c'è World of Spells. Per Commodore 64 Superstar Chefs ha preso un globale di 80%, per Spectrum World of Spells 67%. Quindi la pagina grigia è per Spectrum, l'altra pagina è per C64, Commodore 64. Ok? Perfetto. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, qui abbiamo una pagina divisa in due giochi, uno per Plus 4, Commodore Plus 4, e l'altro è per Amiga. Quindi abbiamo Random, gioco caldo 92% per Plus 4, e mentre invece Submarine Attack 59% per Amiga, Submarine Attack. Da quest'altra pagina invece abbiamo per Commodore 64 Dominion, che ha preso un bel 78%. 78%. Quindi qui ci sono tre giochi in due pagine, tre giochi. Ripetiamo: Random, Submarine Attack e Dominion, rispettivamente Plus 4, Amiga e Commodore 64. Pimp My Classic and Updates, Retest, Turrican 128K, Rick Dangerous 2 Plus, Holy Warrior, Final Fight, Extended Final Edition, Enhanced Final Edition, Super Slalom Plus Editor. Siamo addirittura di arrivo di questa rivista, eh? Ok, faccio vedere anche queste altre due pagine. Oh. Hardware, Arcader, i joystick, e ZX Levitator. Qui si parla anche di hardware, quindi viti, bulloni. Oh, e vediamo l'ultima, questa è la penultima pagina, e in ultima pagina ovviamente c'è Zapposta, posta@zappmagazine.it, se volete scrivere alla redazione di Zap. Ok? Zapposta, e vi metto in grande appunto Zapposta, posta@zappmagazine.it, se volete scrivere alla redazione di Zap. Ultima, la quarta di copertina. Ho qui, come vedete, guardate che ricordi, questo è il numero 0, vedete, vi faccio vedere, Natale 2022, euro 0, 32 pagine. Questo era un numero speciale, no, questo non era il numero 0, era un numero speciale, ma non era il numero 0. Comunque tutto è iniziato da qui, è 1,80, 1,86, euro 9, vedete? Questo è l'1,86. Guardate che belle copertine. Questo lo rimettiamo qua.
questo lo rimettiamo qua. Andiamo a vedere invece la copertina del numero subito prima di questo, 2019, guardate che bella copertina. Questo lo trovate tranquillamente, lo sfogliamo insieme di questo numero tranquillamente nel mio canale, dove mi sa che ci stanno tutti. Io ho fatto lo sfogliamo insieme, mi sa di tutti gli zap, quindi, ed eccoli insieme gli ultimi due numeri di zap. Grazie mille a tutti quelli che ci lavorano, proprio tutti. Diciamo, è una redazione che oramai, come vi ho detto più volte, vengono fatte più per passione queste cose che non per guadagnarci. Magari una volta poteva essere considerato un lavoro, prendere parte ad una rivista, ad una o più riviste. Adesso purtroppo la remunerazione è troppo bassa per poterlo considerare un lavoro, e quindi vengono fatte queste cose nel tempo libero. Quindi tanti complimenti a tutti quelli che fanno questa rivista, ok? Quindi grazie veramente. Penso di parlare a nome di tutti i fan dei vecchi home computer e delle vecchie console, eh, perché più volte l'anno ci fornite un prodotto a mio avviso molto buono. Quindi grazie mille a tutti quanti. Eh, Dovreste fare però, secondo me, lo so che costa poi stampare le pagine, magari scrivetelo sotto, vedete qui è scritto tutto molto piccolo, eccetera. Fateci un trafiletto da qualche parte in modo che anche, diciamo, chi per me, cioè, possa far vedere grande dove contattarvi, come contattarvi. Vabbè, che già ho detto, basta che andate a Irons di Vigevano, zappmagazine.it, cercate Zap, la rivista, su Facebook. Magari nel mio piccolo, per chi è interessato, metterò i link qui sotto alle pagine Facebook, al sito internet, e basta, perché poi vi contattano tramite questi due mezzi. Diciamo, partendo dal sito internet potete anche scrivere la mail. Tra l'altro la mail, questa è dedicata alla posta, ma diciamo vengono lette le mail che vengono spedite a quell'indirizzo, quindi potete anche scrivere lì. Comunque metto un po' di recapiti proprio anche per acquistare Oboli, zappmagazine.it, è il sito dove uno può fare l'abbonamento pure a queste riviste. L'associazione è l'Irons di Vigevano, vediamola su sfondo rosso. Oh, ho fatto un macello, eccolo. Questo è il logo dell'Irons di Vigevano all'interno di Zap, che non me lo mette a fuoco. Mi vuoi mettere a fuoco? Niente. Vabbè, non me lo mette a fuoco, devo controllare un attimino i driver di questa telecamera perché deve essere successo qualcosa. Ok, allora avevo detto che avrei potuto dedicare qualche tempo, ma vedo che diciamo nessuno ha scritto nulla, quindi eh, direi di poter chiudere qui questa live dedicata quindi a Zap, questo numero che è il 20105 del 2026. Ok? Vi rinnovo l'appuntamento di settembre con due eventi. Uno è Pianeta Amiga, dovrebbe essere il 26, e l'altro è il Passione Amiga Day. Mi raccomando, non mancate a questi due appuntamenti, ok? Molto importanti. Uno si tiene ad Empoli, l'altro ad Empoli abbiamo Pianeta Amiga, sede storica. Non c'è più il Pala Esposizioni come era nel 98, anzi trovate nel mio canale, andate a vedere Pianeta Amiga 97, Pianeta Amiga 98, diciamo un brevissimo reportage. All'epoca non si usava molto registrare, io ero uno dei pochi che andava con la telecamera. Tra l'altro quello del 98 devo ringraziare un mio amico che non c'è più, che è Sergio Di Rocco, che ha fatto le riprese, e niente, praticamente mi ha dato poi la cassettina, la Digital Compact Cassette, lì la mini DV, è una cassetta digitale. Io l'ho passata subito per poterla condividere con voi su YouTube in digitale. E Pianeta Amiga 97 invece mi pare che fu girata proprio da me, un qualcosa del genere, e quindi
c'è anche se è andato a cercare SMAU, c'è anche uno SMAU sempre girato dal mio amico Sergio Di Rocco. Diciamo di quegli anni abbiamo magari forse tante foto, un po' meno filmati, perché le telecamere costavano, non si usava tanto fare tutte le riprese, eccetera. Io mi ricordo che con Ericsson, lavoravo io all'allora Ericsson, ricorderete in quegli anni, diciamo fino agli anni 90, prima anni 2000, ha fatto dei telefonini indimenticabili come il Sony Ericsson T28S, oppure uno dei primissimi touchscreen, l'R320 o il P800. Il P800 si può dire che è anche uno dei primissimi smartphone molto molto buoni, perché lì era una guerra a chi arrivava prima. Infatti la Ericsson il P800 non lo fece da sola, ma si unì con la Sony per produrre quel genere di terminale, perché era qualcosa di... Già se si vede nei film di 007, c'è un film di 007 dove lui lavora con uno smartphone che si apre come il Nokia Communicator, così, e lui addirittura con il cellulare guida la macchina. E all'epoca era fantascienza, adesso sappiamo che le Tesla e altre macchine, BYD, macchine anche di fabbricazione cinese, già lo fanno di essere pilotabili col telefonino, o addirittura vabbè, hanno la guida autonoma, vienimi a prendere kit, che poi secondo me tutto questo evolversi dell'autovettura è perché tutti quanti volevano per forza supercar kit degli anni 80, quindi volendo questa macchina che guidava da sola con l'intelligenza artificiale e tutto quanto, allora hanno chi ha studiato sull'intelligenza artificiale, chi sulla macchina, chi sull'autoguida, chi in un modo o nell'altro ci stanno dando kit negli anni 2000, 2026, eccetera. Va bene, io vi saluto, sono le ore 13 e 14 minuti di questo 8 luglio 2026. Io vi do appuntamento alla prossima live, che come sempre non so quando sarà. Il prossimo appuntamento quasi sicuramente dobbiamo fare, lo studiamo insieme, di Anime Cult, l'ultimo numero che ce l'ho qui da tanto tempo, da più di un mese. Dobbiamo fare lo studiamo insieme di quell'Anime Cult, e poi dovremo fare l'unboxing di alcuni vinili, e poi vi devo far vedere piano piano la mia collezione di retro computing. E mi sono messo in mente, oltre ai, come vi ho detto già, dischetti del Commodore 64, e c'erano anche tantissimi di Amiga, vi voglio far vedere anche la mia collezione di vinili un po' alla volta, che ne so, 50 vinili alla volta, sono 6.000, vengono tante puntate, fa niente, ci vediamo le copertine, andiamo a vedere questi 50 vinili, e ogni episodio faccio vedere 50 vinili, magari dove non c'è la copertina bella faccio vedere il centrino. Ok, magari andiamo a cercare qualche notizia insieme su internet su qualche vinile un po' più interessante, sorvolando magari su quelli di minore importanza. Ok, grazie mille di essere stati qui con me, buon pomeriggio a tutti e ci vediamo molto presto. Se la trovo vi lascio con la sigletta di Reni Retro. Ok, grazie a tutti di nuovo, ci vediamo prossimamente su questo canale. Andate a vedere tutti i video musicali che pubblico, sono compilation che è difficile trovare, molte YouTube mi dà anche problemi per pubblicarle, ma io le pubblico lo stesso, quindi finché YouTube le mantiene, andatele a vedere, andatele ad ascoltare. Sembra che sono facili da fare quei video, ma io ci perdo parecchio tempo anche per fare quei video associati ad una compilation musicale. Grazie mille di nuovo, ciao a tutti.